Qual è il segreto del successo di Cortina Incontra? Credo che il segreto principale, probabilmente gli ingredienti sono tanti, ma il segreto principale sta nel fatto che abbiamo proposto una modalità di fruizione della discussione sui grandi temi dell'attualità con la voglia da parte nostra che li abbiamo organizzati e spesso condotti e con quelli che abbiamo scelto per partecipare a discutere, la voglia di confrontarsi concretamente con spirito costruttivo, ascoltando le tesi degli altri, mettendo in discussione le proprie, senza recitare una parte, senza arrivare con posizioni precostituite. Forse è l'aria di montagna che fa bene, forse l'essere in manica di camicia e col maglione sulle spalle, forse siamo stati bravi anche noi. Credo che siamo riusciti a creare il clima giusto perché il confronto fosse costruttivo e siccome l'abbiamo fatto in 10 anni in cui l'Italia invece ha conosciuto solo il metodo dello scontro, del conflitto, della non discussione, della mancata voglia di confrontarsi con modo costruttivo, la differenza si è colto il diverso modo che avevamo noi di affrontare i temi dell'attualità rispetto per esempio ai grandi talk show televisivi, rispetto ad altre situazioni di questo genere. Quindi questa differenza ha fatto la differenza. Oggi la incontriamo a Longarone per ricevere un premio importante ideato da Longarone Fiere. Che emozione hai provato oggi nel ricevere questo premio? Ma è molta, intanto perché è il primo premio che ricevo che riguardi la mia attività di costruttore di Cortina Incontra e non come giornalista, perché ne ho avuto degli altri premi ma avevano altre caratteristiche. E quindi da questo punto di vista lo voglio condividere con mia moglie Iole e con tutti i collaboratori che hanno fatto con me, realizzato con me in questi anni questo grande evento, e poi perché non sempre anche a Cortina siamo stati capiti e quindi ricevere il premio Dolomiti, riceverlo nel bellunese, sentirsi premiati perché si è portato un valore aggiunto alla comunità dolomitica, alla comunità bellunese e non solo a quella specifica di Cortina, insomma, è una soddisfazione perché ripaga non solo della fatica fatta ma anche di qualche amarezza che qua e là c'era stata.